traversone in mezzo, cercato da Ventimiglia. La presa da parte di Cagnina. Aspetta, Gio. No, perché tu vuoi l'altra squadra? Occhio De Luca con Scina che torna dietro. Perricone, dopo l'uscita di Stassi, è diventato lui il capitano del Bagheria. Bartoloni, cross in mezzo verso Giglio, colpo di testa di Ventimiglia. Ancora Giglio, in mezzo a due, vuole infilarsi, viene bloccato però. Poi c'è l'ultimo tocco di Geraci, rimessa laterale. Si prevedeva un po' l'uscita di Stassi, dato che è stato il protagonista nel primo tempo con una doppietta, anche se non sta benissimo perché ha subito un colpo. Non al 100%, il classe 95, Bagheria che sta provando altre trame di gioco. È quasi pronto il terzo cambio per Tomasello. Secondo tempo che sarà di assoluta tranquillità per la squadra di casa. Ancora Perricone. Bartoloni, scambi sullo stretto. Bartoloni fermato da Giuseppe Lo Piccolo. Prova ad andare in velocità Monterosso. Si deve però aspettare il cambio per il Bagheria prima della battuta. E allora esce Giglio. Attacco tutto rivoluzionato dunque. Per la squadra di Angelo Tomasello. Al suo posto Zummo. Arrivato anche lui quest'estate dal San Giorgio Piana, proprio su questo campo l'anno scorso ha festeggiato l'approdo storico in eccellenza con uno 0-0. Bartoloni dietro per Caracappa, stava puntando la porta, adesso sterza, conclusione centrale per Buzzetta. Bagheria sempre in attacco. Fiorentino sempre a lottare, riesce a passarla per Geraci, si infila l'ex Panormus, poi il tiro largo di Caracappa.
Occasioni su occasioni. Perricone d'esterno verso Geraci, salta Caracappa, vuole servire qualcuno, rimpallo favorevole sempre per i nerazzurri con Garcia che stava per sfondare, ancora Andrada, Travazzummo che si è posizionato a sinistra sul fronte offensivo, si ritorna dietro da Aldo Perricone. Passaggio in verticale, pallone per Garcia che si accentra, calcio però raso terra, centrale per Buzzetta. Altro lancio lungo a cercare la freschezza di Tommaso Zummo. Bartoloni, Geraci si infila, sbaglia però la scelta. Garcia in mezzo a due, forse perde troppo tempo, la riesce comunque a passare. Costa, traversone dentro, in due a levar via con palleggiati. Lamenta un fuorigioco, palleggiati. Filtrante, si alza la bandierina nonostante la copertura di Cimarelli. Calcio di punizione per la Rensolo Piccolo. Battuto adesso da palleggiati, adesso guida. Bagheria che ha frenato un attimo dopo aver spinto assai nei primi minuti sull'acceleratore. Era arrivato anche il quinto gol con Lucerama, è stato annullato per posizioni irregolari. Ventimiglia lo trattiene Fiorentino. Pizzo si muove commettendo fallo alla fine. Fiorentino messo giù regolarmente da Guida. Si va dietro da Ventimiglia. Ancora Guida. Passaggio
che arriva nella zona di Andrada. Ancora Monterosso fermato da Fiorentino e può avanzare il Bagheria. Monterosso recupera con Garcia che ha provato l'avanzata. Ventimiglia fermato da Andrada. E c'è il quarto cambio per Tomasello. C'è l'ingresso in campo di Abate al posto di Fiorentino. Il recupero di Cina, colpo di testa di Guida a chiudere. Pallone largo, lo prende Geraci, si ritorna da Costa. Passaggio in fascia, cross di Costa. Pallone messo fuori con l'apporto di Palleggiati. Perricone. Zumo prova qualcosa. Si torna da Buzzetta. Guida. Monterosso. Ventimiglia verso il centro. Allarga tutto Giuseppe De Luca. La versione in mezzo di Polizzi. Girata. E lì in zona Pizzo si ritorna da capo dove c'è il nuovo entrato Abate. Si pensa però a Ventimiglia a risolvere senza fallo, secondo Giuseppe Lipari di Trapani, l'arbitro della partita. Gli assistenti sono Ausilio Signorino e Calogero Vivacqua, entrambi di Agrigento. Ancora Abate. L'anticipo di Palleggiati è entrato molto bene in questo secondo tempo. Ventimiglia. Bagheria che lascia giocare anche gli avversari. Terrasini che già sapeva, più che altro consapevole, di essere nettamente sfavorita per questa partita. Abate, giocata, il passaggio per Geraci, finta, Palleggiati, poi si vendica e commette fallo al limite. Punizione importante per il Bagheria, cartellino giallo per Palleggiati. Palesemente ha aggrappato l'avversario. Ha speso il jolly.
Caracappa batte contro la barriera a 2, pallone in mezzo per Ricone, colpo di testa a sfiorare il palo. Non da lui questo tipo di errori, anche secondo quanto visto in questo inizio di stagione. Guida. Avanza la Renzolo Piccolo. Ventimiglia, lo rincorre Andrada, il cross respinto dall'argentino, calcio d'angolo. Battuto corto, il cross di Monterosso, di testa Bartoloni a rischiare. Perricone salva tutto, dato che c'è stato un passaggio molto pericoloso in diagonale verso la fascia destra. Caracappa salva il pallone, Bagherica spazio per andare palla al piede. Andrada verso Zummo, abbatte, avanza ancora in mezzo a 2, insiste nella sua scelta, torna indietro, poi cade giù insieme a Monterosso. Un calcio di punizione comunque per i nerazzurri. Tre in barriera. Perricone col mancino, Andrada col destro, parte Perricone, traversa un'altra, perché l'ha colpita anche nel primo tempo con un tiro dalla distanza, oltre ad aver mancato la porta per poco dopo quel colpo di testa di qualche minuto fa. Tre occasioni limpide per segnare anche oggi per Aldo Perricone. Si prende l'angolo De Luca. Parte dal suo pallone in mezzo, Cina leva via per la conclusione da fuori di Polizzi, finisce per strada letteralmente, fuori lo stadio. Ma io? Sì. No, tu e tuo fratello pure. No, Domenico no. Robertino. Lui sì. Dai Peppino! Lei no. Non che dorme. Non cosa ti
Perricone, lancio lungo in fascia, fuori gioco per Bartoloni. Monterosso. E fallo su di lui. Continuano i movimenti da bordo campo. Ci sarà anche il cambio del portiere nella Renzolo Piccolo Terrasini con Piazza pronto per entrare al posto di Buzzetta. La versione in mezzo di Ventimiglia libera l'area. Alfonso Cina. Palleggiati. Non lo ferma Bartoloni. Il pallone dall'altro lato, adesso guida. Ancora Monterosso per Palleggiati. Sbaglia nel momento del passaggio e allora 2 contro 2 per il Bagheria. Si deve fermare Geraci, si vuole prendere il fallo, ci riesce. Ha rischiato qui Palleggiati, dato che è stato ammonito. Punizione Bagheria a un quarto d'ora dalla fine. Parte Perricone, altra traversa, la terza della partita. Non vuole proprio entrare. Sfortunatissimo Perricone. Cambio nella Bagheria, esce Caracappa. Al suo posto De Giorgio. Da non confondere con Di Giorgio, infortunato per Tomasello. Buona la partita di Caracappa. Fallo su Monterosso. Dai Anto, non piangere. Guida. Atterramento su De Luca, fallo di Perricone. Calcio di punizione. La battuta
in profondità. Perricone torna da Cagnina, ce la fa a mantenerla in campo Abate e poi Costa rilancia, ancora Guida però. Geraci, Perricone ancora una volta dietro. La testa ormai nella prossima partita per entrambe, già dal 25esimo minuto del primo tempo. Gioca, gioca, gioca! Bravo, gioca! Altri scambi rapidi del Bagheria, Bartoloni per Zumo, Giuseppe Lo Piccolo, poi pallonata ricevuta da Bartoloni. Pallone che gli rimbalza addosso, cambio nella Renzo Lo Piccolo Terrasini con l'ingresso in campo di Troia. Al posto di Monterosso. Recuperare la concentrazione. Quarto cambio per Vincenzo Lo Piccolo. Il recupero di Giuseppe Lo Piccolo, mettere in movimento Pizzo, la chiusura di Cina, Abate non la prende, palleggiati, la finta contro l'altro 15 De Giorgio, Giuseppe Lo Piccolo, intervento di Perricone, Guida contro Geraci, ma ancora Bagheria, Andrada, vede la corsa di Abate che può andare fino in fondo, mette in mezzo facendo tunnel a palleggiati, pallone dietro, recuperato ancora dai nerazzurri. Garzia voleva il passaggio per Abate, poi il compagno non l'ha seguito, cross deviato, esce Buzzetta che è rimasto ancora in campo, anche se il cambio del portiere per gli ospiti sta arrivando con l'ingresso del classe 2007 Piazza. Altro recupero del Bagheria, nuova conclusione di De Giorgio, finisce fuori.
Ancora Perricone, lancio lungo, l'aggancio di Zummo, mette dietro per il destro al volo storto di Garcia. Recupera Di Giorgio, infortunato in Stampelli dal fondo del campo. Eccolo qui il cambio del portiere lato Renzolo Piccolo, esce Buzzetta, entra Piazza. 4 gol subiti in 24 minuti al debutto con la nuova maglia per Mario Buzzetta. Adesso spazio alle classi 2007 Piazza. Che tocca subito il suo primo pallone, anche se bisogna aspettare un attimo in più. Fallo su Costa. Intervento falloso da attribuire. Punizione per la Renzolo Piccolo. Pizzo, l'avanzamento tutto bloccato per la posizione di fuorigioco, ma gioco che è andato avanti. Adesso sempre il Bagheria con Zummo, puntare gli avversari, bloccato. Nuovo calcio di punizione già battuto. Pallone che passa, Abate mette dietro, controllo e conclusione per De Giorgio. Mancano i palloni. Adesso è arrivato per Costa. Troia. Palleggiati per Giuseppe Lo Piccolo. Guida praticamente in mezzo a 3. E allora pallone per Geraci che va sul destro, traversa anche per lui. Sono 4 in totale per il Bagheria. Nessuna deviazione secondo l'arbitro.
Perricone. Molta sfortuna per il Bagheria in questo secondo tempo. Pallone in mezzo, uscita di Piazza col guantone. Costa, controllo irregolare, è rimbalzato il pallone sulla mano. Altra bandierina che si alza. Abbastanza in archivio questo primo anticipo di questa seconda di campionato. Stagionali 30. Perricone. Passaggio largo, Geraci allarga per Bartoloni. Cross a giro in mezzo, voleva la testa di Garcia. Palleggiati. Pallone che non arriva più a nessuno. L'ha preso Andrada, adesso Lorenzo Lo Piccolo con Troia a lungo per Campagnano. Tutto verso Cagnina. 2 minuti di recupero per questo finale di match. Bagheria che passa in testa alla classifica. 6 punti, aspettando le altre. In primis il Cus Palermo che ha vinto pure alla prima giornata 3-0 all'FC Alcamo. Sarà la prima chiamata a rispondere. Per Lorenzo Lo Piccolo una partita iniziata male, finita peggio. Tentativo largo sul fondo. Aspettando la fine di questa partita. Clima molto disteso a bordo campo con Bagheria che parla al gruppo squadra e dirigenti. Qui la conclusione alta di Garcia sul triplice fischio dell'arbitro. 4-0 del Bagheria su Lorenzo Lo Piccolo Terrasini. Doppietta di Stassi, in mezzo il gol di Gio, prima di tutto l'autogol dopo 5 minuti di Lorenzo Lo Piccolo. Bagheria in testa a 6 punti. Stop per il Terrasini, che conosce anche la sconfitta nel campionato di promozione. Tutto dal comunale, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.